Salve a tutti da Chef Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina. Oggi facciamo le montanarine, un classico della frittura napoletana. Sono delle pizzelle fritte che vengono poi guarnite con pomodoro, mozzarella, pecorino, parmigiano a secondo i gusti e basilico. Sono uno street food perché vengono ormai, quelle piccole intendo, prese, comprate e mangiate per strada. Si fa anche una versione grande che viene mangiata chiaramente in pizzeria. La mia ricetta è una ricetta di famiglia, quindi è la ricetta che faceva mia madre praticamente. Vi ho detto tutto, vi lascio agli ingredienti e alla preparazione. Per l'impasto delle montanare ci serviranno 450 g di farina che suddividiamo in 300 g di farina 0 e 150 di farina 00. Poi ci serviranno 5 g di lievito secco, se invece usate quello fresco ne userete 15 g. Poi abbiamo 315 g di acqua e 13 g di sale. Sempre per il nostro impasto ci serviranno 20 g di farina 00 di supporto, quindi un'aggiunta a quella che useremo per l'impasto, più 40 g di farina di semola rimacinata per poter stendere il nostro impasto una volta lievitato e un cucchiaino di olio extravergine per poter oleare la nostra ciotola in cui andremo a mettere il nostro impasto da lievitare. Prendiamo un po' della nostra acqua, all'incirca un 50-60 grammi, e ci aggiungiamo il nostro lievito e lo sciogliamo. Se il vostro lievito secco è da attivare, ricordatevi di mettere in questa quantità un cucchiaino raso di zucchero e lo lasciate lì per un 4-5 minuti in modo che si attivi. Nel mio caso è un lievito già attivo. Ora prendiamo un cucchiaio e mezzo della nostra farina e ce lo aggiungiamo. Lo facciamo inglobare bene e lasciamo così per 5 minuti. Passati i nostri 5 minuti aggiungiamo 4 cucchiai della nostra farina. Tutto questo lo potete fare anche chiaramente in planetaria, lo fate con il gancio e dovete però rispettare tutti i riposi che faremo. Ecco qui. Adesso mettiamo da parte il nostro impasto, mettiamo un po' della nostra acqua, all'incirca un 50-60 grammi di acqua, e poi ci uniamo il nostro sale. Mettiamo un altro po' di farina dove abbiamo messo il sale, lo facciamo inglobare e poi uniamo il tutto al nostro impasto. Questo perché il sale tende a frenare la lievitazione e quindi a inibire il nostro lievito, ma è importante perché dà elasticità al nostro impasto. Quindi se siamo attenti a non metterlo subito, ma metterlo appunto, vedete, distante dall'impasto che abbiamo fatto con il lievito, aggiungendolo all'acqua, mettendo la farina e poi aggiungendo il tutto al nostro impasto, il tutto non farà
danno al nostro lievito. Adesso mettiamo la nostra acqua e un po' alla volta aggiungiamo la nostra farina. Ora passiamo il nostro impasto sul piano di lavoro e ce lo incominciamo a lavorare. Aiutiamoci all'inizio con il nostro amico tarocco, che ci serve sempre, e ce la lavoriamo. Ricordatevi che ci siamo conservati un po' di farina, quindi aiutiamoci anche con quella. Ora che abbiamo lavorato un po' il nostro impasto con il tarocco, se volete potete bagnarvi, è improprio, ma diciamo spolverare le mani con la farina e aiutarvi in questo modo. Più l'impasto si lavora e più tende a indurire, perché si sviluppa la maglia glutinica e quindi tende un po', diciamo, a irrigidirsi in questo senso. Ecco qui. Adesso io metto un po' di farina ce lo metto sopra e lo copro per una decina di minuti. Facciamo questo riposo di 10 minuti, prendiamo il nostro impasto e adesso ricordatevi che abbiamo quella farina che abbiamo messo da parte, quei 20 grammi di cui ne abbiamo usati già una decina, e adesso ce la dobbiamo lavorare. Anche se l'avete fatta in planetaria, adesso è il momento di prenderla e lavorarla a mano. Adesso che il nostro impasto è bello liscio, io faccio una pallina, in questo caso una palla perché è bello grande, quindi è una sorta di, anzi è una pirlatura. Vedete, già sta addirittura facendo le bolle. E adesso abbiamo la nostra ciotola che ho oleato con il nostro cucchiaino di olio Evo. Adesso copriamo con un canovaccio umido e mettiamo in un posto caldo e facciamo crescere fino al raddoppio. Diciamo ci vorranno fra le 2 e le 3 ore, a secondo se inverno o estate, ovviamente. Mettiamo il nostro aglio, il cucchiaino di olio e direttamente metteremo anche la nostra passata, perché questo sarà un sugo molto leggero in quanto la nostra montanarina è fritta, quindi ovviamente dobbiamo creare un sugo che non abbia un ulteriore eccesso di olio. Ho messo anche la nostra polpa, il sale, un po' di basilico perché il resto lo metteremo sopra a decorazione, e adesso accendiamo e facciamo cuocere per un 4-5 minuti. Io ho pulito anche la scatola della nostra polpa mettendoci una mezza tazzina di acqua e poi mettendola dentro, in modo che mentre si cuoce non si asciuga troppo. Per quanto riguarda la mozzarella, ce la dobbiamo tagliare sottile a striscioline in modo che si scioglie più facilmente. E allora tagliamo le fettine in questo modo, vedete già sottili anche le fettine,
tagliate le fettine, cominciamo a pigliarne 3 e ce le tagliamo in questo modo, sottili sottili, in modo che poi sia più facile, come vi ho detto, farla sciogliere. Ecco qui il nostro impasto dopo la prima lievitazione. Io ho messo un po' di farina, delicatamente, ma molto delicatamente me la lavoro. Insieme alla bilancia prendiamo anche un tarocco e ci facciamo i nostri pezzi da 50 grammi. I nostri pezzi possono superare i 50 grammi, ma non possono superare i 55 grammi, se no non sarebbero più delle montanelle. E adesso ci facciamo le nostre palline. Non mettete troppa farina sul piano, perché sennò la vostra pallina non vi riuscirà, non aggrappa e quindi non vi esce. Poi vi faccio vedere come le ho messe sul tagliere. Meglio che attacca un po' piuttosto che la vostra pallina poi non vi riesce. Ecco qui, vedete? Chiudiamo e poi con questo e con il pollice facciamo la nostra pallina. Io metto sempre farina al di sotto in modo da evitare che si attacchino. Mettiamo anche qui. Ecco qui. Adesso copriamo, questa volta con un panno asciutto, e facciamo lievitare così per 30 minuti. Queste sono le nostre palline dopo 30 minuti. Adesso io prendo abbondante farina di semola rimacinata, prendo una pallina e delicatamente dal centro me la allargo. Non toccate i bordi, se no il bordo non viene. Ci sono due tipi di montanarina, questa qui classica, che è con il bordo intorno, che è come poi si allarga la margherita, cioè dal centro verso l'esterno senza mai toccare il bordo. Questa conchetta che facciamo nella nostra montanarina ci serve per accogliere meglio il sugo, la mozzarella e tutto il resto. Se non volete farla, la vostra montanarina tenderà a crescere, quindi schiacciatela al centro per evitare che diventi come queste qui moderne, cioè con la... Ve ne faccio vedere un'altra. Bisogna avere delle dita un po' da gatto in questo caso, no? Sapete quando i gatti fanno le fusa? Ecco, in questo modo volevo farvi vedere anche l'altro metodo, cioè lasciarla praticamente così, schiacciarla solo un poco e lasciarla così, tenderà a sollevarsi. Quindi questo è un altro metodo per creare la nostra montanarina. È molto importante quando facciamo la frittura che il nostro olio, specialmente se è una frittura in cui il cibo si deve cuocere, che abbia una temperatura che non superi i 180. Se non avete un termometro, basta una fiamma media e usate il metodo dello stecchino. Friggiamo. Allora, io per vedere se l'olio è caldo deve essere a 175, massimo 180. Uso uno di questi spiedini di legno. No, non è ancora caldissimo perché ancora non frigge vicino al mio spiedino. Cominciamo e poi a friggere. Un cucchiaio e mettiamo sopra il nostro olio in questo modo.
Ecco qui, vedete, sono belle gonfie. Adesso le giriamo. E facciamo cuocere anche da quest'altra parte. Se vedete che si gonfiano al centro, voi con il cucchiaio schiacciate un poco, perché questa conchetta ci serve per metterci poi il nostro sughetto e la nostra mozzarella. Eccole qui belle dorate, io le ho messe su carta da cucina, adesso le faccio stare un poco, poi le rigiro e poi le metto sul mio vassoio di portata. Ora prepariamoci la nostra salsa bella calda, la mozzarella e i formaggi. Tutto pronto. Cucchiaio. Mi raccomando, la salsa deve essere caldissima e mettiamo subito la nostra mozzarella e il nostro formaggio. Essendo calda la salsa, chiaramente la nostra mozzarella si scioglierà, perciò deve essere sottile. Se volete potete fare una passata velocissima nel forno, ma proprio acceso e poi spento, e ci mettete le vostre montanarine. Ora ci mettiamo il basilico e sono pronte. Ecco le nostre montanarine pronte per essere servite. Io il basilico l'ho leggermente spenellato con dell'olio in modo da farlo diventare bello lucido. Buon appetito a tutti!